Aspettiamo i risultati. 8 e 16 ufficioso per questa 11ª batteria. Siamo alla numero 12, in prima per l'atletica Fano Tecfem Valentina Cangiotti, in seconda per la Nissolino Sport Sofia Balestrieri, in terza per la Francesco Francia Eleonora Agostini, in quarta per l'Axcus Perugia Rebecca Negroni, in quinta per l'atletica Avis Macerata Maria Raparo, in sesta per la Seven Amanda Pistocchi, in settima per la Giovani Atleti Bari 1969 Gaia Lomuscio, in ottava per l'atletica Estense Emma Dioli. e 8,09 per Eleonora Agostini, Francesco Francia. Vediamo i risultati delle undicesime, confermiamo la vittoria per Gnama 8,15, 8,23 per la Forconesi e siamo alla 13ª batteria. In prima per la Sport Atletica Fermo Eleonora Fazzi, in seconda per l'Atletica Salento Sofia Stifanelli, in terza per la Roma Acquacetosa Giada Cuomo, in quarta per la nuova polisportiva Consolini Rachele Zagaglia, in quinta per la studentesca Rieti Andrea Milardi Ginevra Agosti, in sesta per l'atletica Fano Tecfem Mita Delia, in settima per lo Sport Atletica Fermo Martina Fabiani e in ottava per l'atletica Axcus Perugia Maria Sole Spallaccia. E sembra in prima corsia Eleonora Fazzi dello Sport Atletica Fermo a vincere questa batteria con il tempo ufficioso di 8,34.
Presentazione della 14ª batteria. In prima corsia per l'atletica Fano Tecfem Elisa Tarnaceanu, in seconda corsia Giorgia Capecci della Collection Atletica San Benedettese, terza corsia per Silvia Dorazio della Polisportiva Tetis Chieti, quarta corsia per Federica Berardi della SD Unione Atletica Abruzzo, quinta corsia per Marta Musardo dello Sport Atletica Fermo, sesta corsia per Greta Mugarno della Cronos Roma, settima corsia per Raffaella Filippo dell'Amatori Atletica